Torna sconsolato verso il suo ufficio l'ex sindaco di Santa Lucia di Piave, tra le mani uno scatolone che non avrebbe voluto ricevere. Sto portando a casa i gonfaloni della Serenissima e tutti i certificati che distribuivo ai nuovi nati in paese e a chi si sposava in comune. Perché se li hai portati a casa? Perché sono stato invitato dai dipendenti su ordine del sindaco di andarveli a prendere visto che li pagavo io. Bandiere ma anche certificati di nascita e di matrimonio che pur non avendo alcun valore legale per molti hanno un notevole valore territoriale. Rammento che in questi 3 anni che gli abbiamo dati nessuno, nemmeno gli stranieri, lo hanno rifiutato. Certificati e bandiere che il sindaco regalerà a chiunque ne farà richiesta, come ha già postato questa mattina sui social. L'idea che si è fatto Szumski è di una sorta di cancellazione del suo passato da parte del nuovo sindaco, iniziando dalla bandiera sul pennone del municipio. Non è previsto dalle norme dello Stato italiano né che ci sia la bandiera della Serenissima sul pennone che avevamo messo apposta perché sulla facciata ci sono le 3 bandiere della Regione Veneto, dell'Europa e quella italiana come previsto da legge, quindi non dava fastidio a nessuno. Poi è stata anche tolta la proiezione del leone di San Marco che avevamo messo sulla facciata, l'idea di cancellare qualcosa, ma credo che sia un po' stupido cancellare Serenissima, insomma veniamo da lì, è parte integrante della storia di questi territori. Considerando però che sindaco vecchio e sindaco nuovo non si parlano, tutto potrebbe ridursi a delle semplici incomprensioni post campagna elettorale. Questa è una situazione un po' così, un po' singolare, devo dire. Noi abbiamo le 3 bandiere che ci vengono concesse dal nostro ordinamento, che sono la bandiera italiana, la bandiera europea e la bandiera regionale. Sono là tutte e 3. Quindi non abbiamo fatto, se non quella della Catalogna, che non ha nulla a che fare con Santa Lucia, pertanto abbiamo rimosso quella da questo punto di vista. Ecco, però a Szumski gli avete rimandato indietro tutte le sue bandiere del Veneto e lui dice: perché me le avete rimandate indietro? Potevamo tenerle qui? Io non ho dato ordine a nessun dipendente collaboratore del comune di restituire alcunché. Semmai, come tutti i sindaci quando vengono avvicendati, possono ovviamente riprendersi del materiale, anche fosse personale, negli scaffali e nelle armadiature del nostro comune, questo sì. Per cui se Szumski dicesse io lascio qui le bandiere del Veneto, lei le terrebbe dentro il municipio? Ma noi le teniamo assolutamente, sì, ci mancherebbe, siamo in un paese democratico, non abbiamo certo voglia di fare polemiche su queste questioni.